Qui con l'allenatrice del Futsal Emiri, Mister Orlando, e con il presidente Rampolla dopo una grande prestazione dei ragazzi oggi, dopo un'andata che non era andata, perdonate il gioco di parole, come si voleva. Oggi si è vista finalmente la vera forma di questa squadra. Mister, iniziamo da lei. Sì, sono contentissima soprattutto per i ragazzi perché abbiamo lavorato tanto nelle ultime settimane e ci voleva, hanno uscito finalmente fuori il loro vero carattere e si è visto in campo, finalmente è andata bene come doveva andare e sottolineo la prestazione ottima di tutti. Sì, oggi come dice il mister venivamo da un 4-5 giornate di totale assenza, forse non lo so, si sono un attimino adagiati sulle prime vittorie del campionato, non riuscivamo a fare venire questo gioco limpido, pulito per quello che realmente riusciamo a fare in allenamento. Vincevamo sempre i primi tempi di un sacco di gol e poi nei secondi tempi non si sa come c'era un calo spaventoso. Oggi finalmente dal primo minuto all'ultimo tutti finalmente, dopo tanti allenamenti e anche sul lavorare sulla mente di tutti, che non è facile, finalmente sono riusciti a giocare da squadra come hanno sempre fatto. E finalmente abbiamo ribaltato un risultato con una grande squadra che è il Gesan e abbiamo imposto il nostro gioco finalmente. Questa vittoria quindi, più che dare la qualificazione al prossimo turno, che è importante, dà anche un'importante impennata al morale della squadra anche per il proseguo del campionato. Assolutamente sì, loro con questa prestazione sanno che possono fare bene ad ogni partita perché l'hanno fatto e adesso dobbiamo soltanto continuare a lavorare bene così come abbiamo fatto in queste settimane e continuare a giocare così come sappiamo. Sì, è andata bene oggi, ora pensiamo subito alla prossima di campionato e a ritirare sul morale negli allenamenti.